Una sorta di mutuo soccorso, un comune in aiuto all'altro per fronteggiare la carenza degli organici. Nasce il coordinamento tecnico fra tutti i comandi della Polizia Municipale del territorio agrigentino. Accadrà sabato in occasione del 148° anniversario della costituzione del Corpo del Comune di Agrigento e in concomitanza con la festa del Santo Patrono delle Polizie Municipali d'Italia. Un escamotage per colmare i vuoti, per mettere una pezza alla coperta che è corta. E allora i comandanti hanno deciso di darsi una mano fra di loro, come spiega quello di Palazzo dei Giganti Gaetano Di Giovanni. Se ad esempio in occasione del Giro d'Italia o del Mandorlo in fiore non avremo agenti a sufficienza, Agrigento chiederà aiuto sempre ai comuni vicini come Siculiana e Porto Empedocle e naturalmente Agrigento sarà a disposizione per le esigenze degli altri comuni. La nascita di questo coordinamento tecnico verrà sancita sabato mattina al comando della Polizia Municipale in via Parco del Mediterraneo a Villa Seta. La reale situazione dell'organico della Polizia Municipale di Agrigento è abbastanza complicata, sono ancora le parole di Di Giovanni. Al momento, rileva, mancano 45 vigili previsti in pianta organica e sarà sempre peggio perché nei prossimi 6 anni ne andranno via per pensionamento altri 50. Se non dovesse succedere qualcosa, la nostra presenza si ridurrà veramente ai minimi termini, ai minimi storici. Non c'è più per ora il progetto obiettivo, conferma il comandante Di Giovanni, che tanto aveva funzionato, consentendo anche di assolvere perfettamente alle direttive del questore. Dunque si prova a correre ai ripari. Con il coordinamento tecnico fra tutti i comandi, conclude Di Giovanni, cercheremo di ottenere anche l'equiparazione giuridica ad altre forze di polizia, perché la polizia municipale è una polizia di prossimità che risponde alle esigenze dei cittadini.